Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Buonasera, di nuovo a voi la linea. Grazie a te Natalia, alle 18, 13 minuti e 47 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Chilometro Zoom, Lorenzo Viviani, Antonino Danna al microfono con voi e noi adesso abbiamo un ospite. Lorenzo, chi è? Ma lui è il nostro grande amico Alessandro Cappelli, comandante del Polpo Mario, quindi vi diamo tanto una bella rinfrescata con un po' di spruzzi di mare che arrivano da questa imbarcazione, fra parentesi di quel di Sestri, che è anche uno dei posti diciamo più belli della Riviera Ligure, e lui ci parlerà soprattutto di quello che sta succedendo, perché ci sono state delle soddisfazioni a livello europeo, alcune cose che però continuano naturalmente a darci una grandissima preoccupazione, perché comunque sia la strategia ancora di questo benedetto mondo della pesca non si vede. Fra parentesi, Alessandro è rientrato in mare dopo un mese di fermo obbligatorio aggiuntivo e quindi gli chiediamo intanto com'è andata. Ciao Alessandro, buonasera. Ben trovato. Ciao Lorenzo, buonasera. Ciao. Allora Ale, dai, sei rientrato in mare dopo questo novembre, diciamo, aggiuntivo di fermo, l'abbiamo detto in lungo e in largo, non mangiate, diciamo, state attenti almeno a cosa mangiate nel prodotti ittici, perché comunque sia, se vi dicono è stato pescato in riva al mare, siete in quel del Lazio, della Toscana, potevate fare aprire un po' di dubbi, perché in quel momento gran parte della marineria era fermo. Avete riniziato, spero che intanto sia andata bene. Cosa prospetta al futuro? Intanto è arrivata, dopo la soddisfazione della vittoria, comunque sia sul taglio delle giornate, a livello europeo abbiamo sempre il fondo del FEAMP che comunque minaccia di diventare sempre più risicato e sempre messo in altri fondi, ma soprattutto è arrivata questa anche doccia sul pesce spada, che insomma prima delle feste è già bloccata la pesca, che poi si bloccherà comunque a gennaio per il periodo di fermo canonico. Ale, come va intanto? Tanto buonasera a tutti voi. Allora, la pesca è ripresa finalmente, anche perché sennò qua veramente cominciavamo anche a preoccuparci, perché chi vive di mare tenerlo tanto fermo non ci riesce, e anche perché obiettivamente c'erano delle realtà messe duramente a prova, perché se ne veniva comunque anche da una stagione non di quelle diciamo eccelse, ma soprattutto tanti hanno approfittato del mese di fermo per fare i canonici lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione. Il problema è che poi non hanno potuto monetizzare perché si è aggiunto un altro fermo. La pesca c'è, l'ore ce n'è, perché comunque
noi siamo i primi custodi del mare, quindi conosci bene un po' come funziona in Liguria, ma anche in tutte le realtà d'Italia. Cioè il pescatore alla fine sa benissimo che come e quanto sfruttarlo il mare, anche perché con quello ci vive. E adesso si pesca pesce di stagione, quindi si vedono le prime seppie, i polpi che incominciano a farsi un po' più grandi, le striglie. Ci sono state tante orate come non si vedevano da anni. Questo è un pesce che magari con la nostra tipologia di pesca non riusciamo tanto a intercettare, però fa piacere che comunque ci siano e quindi che il mare comunque goda di ottima salute, al contrario del nostro settore. È un po' un paradosso sto qua, cioè constatiamo che il mare è sempre più proficuo, cioè nel senso le pescate non mancano e quant'altro, però le norme, questa assurda burocrazia fanno sì che questo mestiere alla fine pochi lo riusciranno a portare avanti. Fra parentesi, Ale, la marinerie sono decisamente calate. Ricordiamo ai nostri radioascoltatori che hanno avuto già un drastico calo, quindi diciamo lo sforzo di pesca rispetto a 10 anni fa, 20 anni fa, possiamo dire che se non è dimezzato, ma quasi per il numero di imbarcazioni. C'è da dire che il ministro Lollobrigida, l'affermazione che ha fatto è stata abbastanza anche tranchant, perché rispetto al taglio che si prospettava sulle giornate di pesca del 64% ha detto una cosa che noi ripetevamo da sempre, devo dire la verità, ha fatto bene a dirla, ha detto ai funzionari europei: provate voi a tagliarvi il 64% dello stipendio, tagliatevi voi il 64% dello stipendio, perché è facile fare i conti sulla carta, poi quando li devi mettere, però dietro a questa affermazione vi faccio una domanda: c'è però una cosa, che per quanto siamo forti giustamente a livello politico, e soprattutto questo frangente è stato molto importante avere una posizione diciamo concreta, ferma a livello di Agrifish, a livello dei ministri dell'agricoltura che sono riuniti a livello europeo, di Consiglio europeo, ma manca però poi una strategia vera, perché poi quella che serve per la pesca serve un po', diciamo, una strategia. Perché non riusciamo a ingranare? È la burocrazia, secondo te, Ale? Cioè, te la vivi tutti i giorni, lo vedi il mare e sai cosa devi fare, logbook, vivi tutte le statistiche, vivi tutti i documenti che vengono portati in terra, ma questi dati non riusciamo a metterli insieme, fare una strategia, valorizzare il pescato? È così difficile, perché ne parliamo ormai da anni, mi sono stancato anche di parlare di queste cose. Purtroppo ci giriamo sempre intorno. Oggi ne vengo da una riunione fra l'altro con i comuni e ho incontrato un tuo ex collega, compagno di battaglie, il quale anni fa si occupava di pesca e mi fa: ma cavolo, io leggo sempre sui giornali, leggo di te e vedo che nulla è cambiato, e questo la dice lunga su cosa non si è fatto o comunque si poteva fare in ambito pesca, che alla fine non è tanto un discorso politico, manca proprio una programmazione, a livello centrale diciamo che le cose potrebbero funzionare molto meglio, ed è per questo che si sta cercando di regionalizzare la pesca, di modo che regioni come la nostra, che comunque possono vantare un dipartimento pesca veramente di eccellenza, non perché sia sotto una guida Lega, ma comunque è molto attenzionata sui problemi della pesca, e c'è da dire che potrebbe essere una soluzione questa, nel senso che togliamo un po' di burocrazia romana, per così per dire, e ci occupiamo un po' noi dei problemi locali, perché come giustamente dicevi, cioè adesso accendendo le varie applicazioni che ti fanno vedere le barche in mare, viene veramente tristezza, perché vedi soltanto una decina di pescherecci in Liguria, in tutto il Mar Ligure. Cioè, se questo per ti rendi conto a pensare quanto era la marineria, ma pensa all'Adriatico, che una volta avesse avuto l'ausilio dell'AIS una volta in Adriatico, e non riuscivi a vedere un tratto di mare libero, perché una volta era veramente, c'era marineria. Io mi ricorderò sempre, lo dico ai radioascoltatori, quando ora parliamo 15 anni, quindi parecchio tempo fa, ora ne ho 43,
San Benedetto del Tronto, che andavamo a pescare le acciughe in Adriatico, tenevamo la barca d'inverno in Adriatico. Mi ricorderò sempre questa scena in cui noi, comunque sia per sbarcare da una barca all'altra, stavamo a Murata 4 barche. Adesso se tu vai a San Benedetto, quindi vuol dire che per scendere c'erano 4 barche, una di filo all'altra, e per scendere io mettevo la quarta barca, no? Quindi c'erano 1, 2, 3, devi salire una barca, scendere una barca, e la quarta barca era in questo caso la nostra. Naturalmente eravamo quelli di fuori, quindi eravamo messi di fuori a tutti, no? Adesso vai in banchine deserte, non c'è più una barca, cioè non c'è più una barca. Sì, ma Quindi c'è un po' di ragionamenti da fare. Antonino, siamo... vai, scusami, vai Ale, scusami, finisci, perdonami, non ti pensavo. Quando è uscito questo problema del mese aggiuntivo, che abbiamo messo su chat di tutti i colleghi del Tirreno, che devo dire, nel bisogno, poi alla fine si trova anche un po' di unità, cosa che magari non c'è mai stata, ed è stata anche una cosa piacevole incontrarsi, tipo a Livorno ci siamo incontrati con Mezza Italia tirenica, diciamo. Perché tutti eravamo ormai presi dal nostro orticello, non pensando che poi potesse accadere quello che è successo. Ma alla fine ci siamo contati, e vedendo che siamo neanche in tutto il Tirreno, compresa la parte diciamo occidentale della Sicilia, 470 mi sembra imbarcazioni. Cioè è un dato veramente irrisorio. Quando ci dicono dalla Commissione europea che siamo la marineria che sfrutta l'Italia, siamo i grandi sfruttatori del Mediterraneo, ma di cosa stiamo parlando? Ma non hanno mai visto certi video di porti della Tunisia, della Libia, come sono attrezzati, del numero di imbarcazioni che hanno? Cioè, ma questi vivono veramente in una bolla, ma di quelle bolle proprio a prova di... dove non c'hanno nessuna connessione col mondo reale, ma proprio... Per cui capisci, quando abbiamo detto, ma cavoli, ma siamo neanche 500 che fai conto che Manfredonia, per darti un dato, fino a 10 anni fa il porto di Manfredonia aveva 250 pescherecci. Manfredonia. Quindi le imbarcazioni del Tirreno sono quasi come quelle di tutta la Puglia. Sì, ma è proprio così. Perché devono sacrificarsi 4 regioni d'Italia, 4 GSA, per salvare il Mediterraneo, quando poi tutti gli altri fanno quel cavolo che vogliono, tutti i paesi extra ovviamente. Devono cioè noi dobbiamo salvare il Mediterraneo e quindi fallire, non lavorare più, non portare più le nostre eccellenze a tavola, eccetera, e agevolare tutti questi che pescano come meglio credono, non hanno regole, limitazioni e quant'altro. Cioè, è una visione molto ottusa questa della Commissione von der Leyen, ma finire ottusa è proprio usare quasi un... Essere gentili. Esatto. Antonino, stempera un po' te, facci sentire sotto Natale, vai. Alessandro, allora passiamo dalla teoria alla pratica. Che cosa ci compriamo in pescheria per il pranzo di Natale e per il cenone della vigilia? Cosa si trova di buono? Il capomagro lo saprai, Lorenzo, se non l'hai fatto mai assaggiare, mettilo nella blacklist. Il capomagro è un piatto tipico ligure perché comunque è un piatto, noi da buoni liguri, che non si butta nulla, e quindi c'è di tutto, un po' di verdura, pane alla ferma e quant'altro, ma sul capomagro poi campeggia sempre lo scampo, quindi direi prendiamo un po' l'eccellenza di questo Mar Ligure, che qualcheduno con questa storia delle giornate ce le vuole portare via, quindi gamberi e scampi, perché non ce lo toglie nessuno dalla testa, che vogliono farci fare la fine del tonno. Alla fine verranno dei grandi armatori che poi ci portano via tutte queste eccellenze. Però c'è da dire che non bisogna disdegnare, e l'abbiamo fatto noi colleghi in queste giornate anche di cattivo tempo, ci siamo dedicati un po' a queste precene natalizie, ci siamo inventati ogni giorno una cena, così un pranzo per il Natale, e vi assicuro che mangiare il pesce povero, qualsiasi pesce purché fresco, fa la pena di essere assaggiato. Perché io mi sono dovuto ricredere anche mangiare le salpe, che è un pesce che è un pesce comunque... che non mangia più nessuno,
Mangio la salpa, proprio manco, proprio non la riusciresti a dare. Invece, se tu mi promuovi la salpa, vuol dire che se riesci a far mangiare le salpe, Alessandro, veramente sei il numero uno. Sei il numero uno. No, ma allora bisognerebbe fare intanto un grandissimo lavoro a riportare la gente a riscoprire questi gusti, perché ormai Tra parentesi, è una specie erbivora, quindi sarebbe anche dal punto di vista ecosistemico, sarebbe anche meglio da quel punto di vista lì, rispetto a un'orata, altre cose, a livello energetico, diciamo. Quindi mangeresti un erbivoro, è l'equivalente di una mucca la salpa. Senza fare nomi, ma il mio caro amico, che anche portiamo il nome, che ha i ristoranti che hanno lo stesso nome della barca, vabbè, uno poi ci arriva per deduzioni, lui da buon ristoratore, se gli capita di salpa si mangia la salpa e non c'è pesce che lo cambierebbe. E ieri parlavamo con Berto, che io ci tengo molto a avere queste figure dall'associazione che hanno quasi 80 anni. Noi abbiamo dei vecchiettini che sono tremendi, 80 anni loro salgono non dire vecchiettino, perché anche Naccia c'ha 80 anni e ti sente in radio, poi si arrabbia, te lo dico. Allora, ma saremo ben felici di averlo nel porto con noi, perché te devi vederli, hanno l'agilità dalla compianta Raffaella Carrà, salgono su sto gozzo con una grinta di quelle ancora old school, del quale te pigiò qualcosa, non niente, poi nascondono i pesci nei sacchetti, cioè fanno delle robe che mancano i bambini, però alla fine sono di una simpatia. Quando sei lì seduto a tavola, eccetera, con un bicchiere di vino, raccontano i vissuti di vita e soprattutto ti dicono, ma il pesce boom come il mugine, che se lo vai a dire a qualcuno ti dice, ma sul serio, ma di cosa stai parlando? Poi ci siamo dovuti ricredere, perché ci siamo fatti fare un mugine al sale, ovviamente un mugine preso in mezzo al mare, non un mugine di porto. Ti devo assicurare allora che veramente sul pesce lo so, ma soprattutto era fresco. Qualsiasi pesce fresco c'è poco da fare. Pesce fresco, quindi viva le specie povere, e vi lasciamo con una battuta: cercate di mangiare meno salmone. Se riuscite quest'anno una tartina ve la concediamo, perché a Natale dai ci può stare, però se riuscite piuttosto la trotta marinata o la trotta affumicata, che avevamo già parlato della trotta affumicata, oppure il salmone, veramente io ho dovuto partecipare ad un corso e posso dire la mia sul salmone, ma me la tengo per me, perché potrei fare giustamente tirare conflitto di interesse e dire, ma te sei pescatore, spari male rimaniamo nel Mediterraneo, lasciamolo lì, vai, va bene? Esatto, mangiamo quello che abbiamo qua, che è un'eccellenza, e facciamo lavorare questi pescatori. Ora il discorso poi che dovrà fare anche la politica adesso è che ci sono le regole europee e quant'altro, però ci deve essere una sinergia fra soprattutto l'autorità marittima, la politica e il ministero, perché la grande confusione è proprio qua. E ora questa sarà secondo me la sfida del 2026, perché come stai vedendo escono ogni giorno decreti ministeriali e non ci stiamo capendo letteralmente più niente, per non usare altri termini, perché tipo le giornate che puoi lavorare, poi devi recuperare, da 4 sono diventate 5, poi sembra che devi fare qua riporto di 2, sembra di essere ritornato a scuola. Sì, la radice quadrata, veramente. Poca strategia, tanta confusione. Ale, il tempo ci corre dietro, io ti faccio gli auguri di buon Natale, e quindi viva le specie povere e mangiate italiano per Natale. Bravo. E a tutti voi di Radio Anche perché abbiamo i nostri pescatori in mare fino alla vigilia, fino al 23 abbiamo i nostri pescatori in mare, quindi cercate prodotto fresco. Ciao Alessandro, grazie, un saluto a Sesti Levante, auguroni. Ciao a tutti. E allora Antonino, sono 18:30 minuti, la prossima settimana mi sembra allora che fra 25 e 26 non ci vediamo. Come stiamo con i giorni? Allora, io ti posso dire che io sarò in onda fino al 23, il 24 niente, 25 Natale, dopodiché sarò in diretta il 26 dalle 10:30 alle 12:30. E il 26 che giorno è? Perdonami che sono fuori. Ed è venerdì. E allora venerdì mattina, se mi vuoi, sarò con te.
Solo per Va te. bene, Solo per voi. anche perché poi gli ultimi 40 minuti della trasmissione saranno con il nostro speciale natalizio che ho realizzato per voi, per cui Con direi Antonino vestito da Babbo Natale anche. No, non è proprio quello, però il senso... Sì, vabbè. Buon Natale, Buon sono Natale. buddista. Auguri, buon Natale e mi raccomando, sul piatto a Natale e poi soprattutto per Capodanno, ma avremo modo di sentirci, mangiate prodotti che vengono dal nostro mare e dalla nostra terra, perché diamo un aiuto a noi stessi, perché mangiamo bene, ma soprattutto diamo un aiuto ai nostri agricoltori, ai nostri pescatori. Con questo messaggio, tanti auguri di buon Natale a tutti voi e ci sentiamo allora il 26. Ciao a tutti, auguri! Appunto, un grande abbraccio e noi naturalmente invece gli auguri ce li facciamo sera del 23 per il buon Santo Natale, come dice la nostra Anna Maria Cisinta. Allora, adesso pausa e poi qui Parlamento con... Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli €99 annuo. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Se qualcuno a Natale, ciao amici e ciao a tutti, buona mattina, buon pomeriggio, sono Alberto Acerbis. Se qualcuno a Natale dice porco cane, sì, la Letizia non ne abbiamo già, siamo già quasi verso la fine, ve lo dico perché insomma permettetemi, dopo 35 anni che sono nel mondo dell'olio con qualche migliaio di famiglie, noi sono numero chiuso. Letizia €59, ve ne ho parlato, una confezione bellissima, ma però io devo fare il regalo al Signor Dutour, perché il Signor Dutour voglio qualcosa di straordinario. Allora fai una bella cosa, chiedi informazioni per quanto riguarda la confezione che si chiama dono. Chiama 030 68 40 408, tu non vuoi sbattimenti, hai ragione, chiami qui, dici mi spieghi com'è la confezione dono, o meglio ancora vai a vederla sul sito olioacerbis.com, vai, sezione natalizia, vedi la confezione dono e capirai che tu, mentre gli altri si rompono i marron glacé a girare su tangenziale, a litigare, coppie che saltano, psicologi che devono unire le famiglie distrutte per i regali di Natale, ma hai visto che il regalo non era bello, dovevi regalare questo, te l'avevo detto, fai una bella cosa, relax 030 68 40 408 oppure tramite il nostro sito olioacerbis.com, vedi tutto, già che sei lì magari buttaci dentro qualcosa tipo 3 bottiglie di olio, 6, quello che vuoi. Ciao, alla prossima, vi voglio bene. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Di nuovo a te la linea, Antonino. E rieccoci qua alle 18:35 minuti e 45 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questo chilometro Zoom, puntata numero 1103, ladies and gentlemen, in questo venerdì 19 di dicembre dell'anno del Signore 2025. E allora, bella gente, noi andiamo avanti con la nostra trasmissione, diamo anche un'occhiatina alle agenzie. L'ANSA apre con Emanuela Orlandi,
La scomparsa di Emanuela Orlandi, c'è una nuova indagata. Alla donna contestate false informazioni al pubblico ministero. Milano, accusato di violenza su 2 ragazzine, arrestato un 19enne. Ancora, Giulio Cesare, una nuova lista stupri, stavolta con 2 docenti. Andiamo bene, andiamo, si fa per dire. Saltano le norme su pensioni, TFR, assicurazioni, via libera sull'oro di Banca Italia, Schlein si è rotta la maggioranza. L'Ucraina, Putin disposti a negoziare sulle proposte del 2004, la palla è nel campo di Kiev e della UE. E ancora andiamo a vedere la BBC, vediamo che cosa succede all'estero. Putin si impegna a non fare nuove guerre se l'Occidente tratterà la Russia con rispetto. Questo l'ha detto il presidente russo nel corso di una maratona TV di 4 ore, la sua conferenza stampa di fine anno, dicendo che dicendo che le accuse del fatto che la Russia stia pianificando un attacco contro l'Europa sono semplicemente parole senza senso, già che ci siamo. Va bene, allora, nel frattempo l'Australia, che è governata da un signore che si chiama Anthony Albanese, che non ha avuto neanche la decenza di andare ai funerali della vittima più piccola, Matilda, appena 10 anni, l'Australia dopo Bondi Beach sta pensando a uno schema di riacquisto delle armi. Quindi pensate, il problema non è combattere l'antisemitismo, ma acquistare le armi, disarmare la gente. Vabbè, un fenomeno. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Arrivo subito, Antonino, la trasferisco. Sì, grazie. Allora, vediamo un po' chi c'è. Nel frattempo, la donna che è stata accusata per quanto riguarda la questione della scomparsa di Emanuela Orlandi, l'accusa che le viene contestata sarebbe di falsa informazione al pubblico ministero. Le indagini riaperte nel 2023 sono affidate ai carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinate dalla procura. Abbiamo la telefonata? Pronto, chi è là? Pronto? Ciao, sono Marco da Settimo Torinese. Oh, il nostro artista, ciao, dammi tutto. Senti, volevo farti solo gli auguri di un buon Santo Natale, Anche a te. Diciamo noi tutti. Molto bene, anche a te, caro amico. E poi volevo esultare perché il governo ci ha fatto un bel regalo a noi torinesi ieri mattina. Però ho sempre paura della reazione dei sinistrorsi a come reagiranno e a cosa ci prepareranno per Natale in cambio là. E vabbè, grazie a Dio noi abbiamo delle ottime forze di polizia e dei magnifici servizi segreti, per cui voglio dire, sai, non è che uno si mette in testa che vuole fare l'eroe e non lo viene a sapere nessuno. Senta a me. No, ma io parlo del sindaco Rosso e della giunta. Che cosa prepareranno per i torinesi in cambio del centro sociale? Ho sempre paura di questi scambi qui. Vabbè, chi vivrà vedrà. Noi però siamo immersi nell'atmosfera natalizia, quindi preferiamo pensare a cose un po' più ultraterrene, dai. Sì, a cose un po' più felici. Esatto, Va molto bene. più felici. Grazie a te. Stammi Ciao. bene. Ciao, un abbraccio, ciao. Alle 18:40 minuti e 40 secondi, vediamo se riusciamo ad avere con noi l'onorevole Gusmeroli. Niente. E allora, Natalia, io direi che possiamo mandare in onda il faccia a faccia con Francesca Musacchio del Tempo. Abbiamo parlato di un pezzo che lei ha pubblicato qualche giorno fa, Le microreti del terrore. In Europa c'è un esercito di 11.000 lupi solitari. Pensate, la radicalizzazione, ha scritto sul Tempo, è digitale. Fermi tutti, vediamo un attimo. Abbiamo l'onorevole Gusmeroli, vediamo un po'.
Vediamo un attimo se ce l'abbiamo, perché siamo un po' stretti con i tempi, non per altro. E allora sigla, qui Parlamento. Qui Parlamento. Buonasera all'onorevole Alberto Gusmeroli e bentornato. Buonasera, buonasera, un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà e grazie per l'invito. Onorevole, allora, io che vado a benzina con i miei 6 cilindri Alfa Romeo, leggo che sull'automotive magari c'è qualche buon motivo per sperare, anche sulla base delle recenti decisioni europee, o no? Sì, diciamo ancora la decisione definitiva non c'è, diciamo che c'è uno sprazzo di luce, nel senso che eravamo nel buio più totale con la scelta del sole elettrico, abolizione dell'endotermico entro il 2035, multe per tutti, con tutti diciamo gli europei, sicuramente gli italiani che non se la volevano comprare l'auto elettrica. Adesso finalmente un po' di luce dicendo c'è spazio ancora per un po' di endotermico. Ecco, poi come sempre, siccome non siamo capaci di fare delle scelte nette e semplici, siamo andati a scrivere percentuali, non percentuali, quant'altro. Comunque un po' di miglioramento sicuramente c'è rispetto a anni in cui abbiamo cercato di fare di tutto per distruggere un settore. Adesso vediamo se grazie all'impegno un po' di tutti, la politica, le case produttrici, tutti quelli che fanno componentistica, cioè tutti quelli che ruotano attorno all'automotive, se sono riusciti a convincere la Commissione europea ad avere un approccio di neutralità tecnologica. Questo è il tema. Certo. Senta, nel frattempo noi che cosa possiamo sperare per il settore? Perché chiaramente... Allora, sicuramente dobbiamo, uno, fare una scelta chiara e dire neutralità tecnologica vuol dire che va bene, abbassiamo la CO2, però in qualsiasi modo, come si vuole, basta che si abbassi la CO2, quindi libertà assoluta. Questo dovrebbe essere, diciamo, una scelta chiara. Fino a quando non c'è questa scelta chiara, bisogna cercare di evitare di farsi invadere. Quindi in questa fase, almeno per 1, 2, 3 anni, bisognerebbe innalzare barriere rispetto a una concorrenza cinese che se ci invade è finito tutto, non c'è più nulla da fare. Ecco, quindi io sarei dell'idea che sul tema dell'automotive bisogna pensare a delle barriere con dei dazi. Certo, sicuramente. Senta, onorevole, vado un po' fuori tema, ma siccome lei, voglio dire, è il padre della rottamazione quinquies, l'uomo che più si è battuto per questo. Allora, Sì. siamo addirittura d'arrivo, tra l'altro leggo che gli interessi vengono abbassati dal 4 al 3%, o sbaglio? Sì, diciamo che c'è è un passo importante perché comunque siccome la rateizzazione è a 9 anni, il peso degli interessi non è secondario. Ecco. Sicuramente è la prima volta che finalmente si riesce a pagare con tutte rate uguali in un tempo ragionevole, che per me era 10-9 anni, quindi 9 anni ed è la prima volta perché si è sempre parlato di prima rottamazione, era addirittura 36 mesi, qua poi siamo arrivati massimo a 5 anni, adesso arriviamo a 9 anni, quindi senza interessi, senza sanzioni. Ovviamente gli interessi sono per la rateizzazione, ma gli interessi della cartella esattoriale vengono azzerati insieme alle sanzioni e quindi è interessante perché tutti quelli che hanno
sostanzialmente cartelle esattoriali arretrate possono rimettersi in regola e soprattutto possono stare in regola anche con le imposte dell'anno in corso, che poi sono quelle che servono nell'anno successivo per abbassare le tasse, perché se noi aumentiamo il gettito, poi quel maggior gettito si può riversare ad abbassare le imposte a tutti. Quindi si uniscono un po' due eserciti, l'esercito di chi ha dichiarato regolarmente le imposte ma non è riuscito a pagarle e quelle che invece l'hanno pagate. Ecco perché nella logica non è una colpa dichiarare le imposte e avere un momento di difficoltà e non riuscire a pagarle. Certo. Onorevole, senta, io mi avvio alla conclusione. Che si fa ad Arona per Natale? Noi c'è sempre un motivo per venire ad Arona. Abbiamo fatto i mercatini domenica scorsa, rifacciamo i mercatini anche questa domenica, poi al 31 ci sarà la più bella festa di Capodanno d'Italia, ovviamente, giusto per non pensare in grande, e quindi saremo tutti in piazza, anch'io, con una grandissima festa con cibo, bevande, con chi ne ha più ne metta, e ai giardini pubblici, e poi al primo dell'anno avremo anche il concerto di musica classico, quindi stiamo parlando dei valzer di Strauss. Quindi ad Arona, che peraltro è tutta addobbata in un modo splendido, abbiamo tanti motivi per venirci a trovare e vi aspettiamo. Che meraviglia. Allora, grazie, buon Santo Natale e al piacere di risentirci presto. Grazie, un saluto a tutti, buon Natale e buon 2026 se non ci sentiamo prima. Grazie. Grazie, ancora auguri. Grazie. Qui Parlamento. Oh, che bella questa Italia, perché voglio dire, stiamo parlando, d'accordo, Alberto Gusmeroli è onorevole e alla Camera siamo tutti d'accordo su questo, però è anche il sindaco di Arona, sul Lago Maggiore, tra l'altro un posto molto elegante, molto carino, io spesso ci vado con la Vespa, c'è il nostro DJ Peno, Francesco Penati, questo nostro ascoltatore da quel di Arona che spesso mi invita a fare grigliate, io per ora non posso esserci, ma magari quest'estate una gitarella la facciamo. E che dire di più, insomma, è bello raccontare quest'Italia, lo possiamo dire, di provincia, che non è offensivo dirlo, perché la provincia italiana è bella perché è semplice, è sana, ha ancora un certo sapore, non dico, sì, un certo sapore umano e anche un certo calore umano che forse nelle grandi città un po' si è perso. E quindi è bello sentire anche di Arona parata a festa sul suo lungolago, sul suo lungolago maggiore. State attenti se andate perché c'è anche la ZTL, quindi parcheggiate dove potete. E però vi garantisco che vale la benzina o il biglietto del treno che farete per andare ad Arona e per andare a passare un bel pomeriggio oppure un elegante o romantico weekend. Va bene, si sono fatte le 18:50, io direi che possiamo mandare in onda il faccia a faccia con Francesca Musacchio a proposito del rischio correlato appunto ai lupi solitari dopo Bondi Beach, cosa può fare l'Italia, cosa deve fare l'Europa, e poi ci ritroviamo alle 19:10 con le ultime notizie e infine cederemo la linea al nostro Ale Musella, che stasera abbiamo avuto una lunga conversazione in tema di arte. Ma adesso Francesca Musacchio, vai pure Natalia. Allora, la gradita ospite di questa sera è Francesca Musacchio, che torna dopo qualche tempo qui a Zoom. Io la ringrazio con molta cortesia perché lei è una valentissima collega che scrive sul Tempo e in particolare mi ha fatto molto riflettere un suo articolo di un paio di giorni fa, le microreti del terrore, in Europa un esercito di 11.000 lupi solitari. Questo è un pezzo che Francesca ha scritto subito dopo Bondi Beach. La radicalizzazione digitale, così la minaccia jihadista si è adattata col tempo. E dopo le evacuazioni dei palestinesi da Gaza, anche in Italia l'allerta è massima. A proposito, vi ricordo che Francesca è autrice del libro
La trattativa Stato-Islam, quindi cercatelo perché è una lettura alquanto formativa. Francesca, intanto buonasera e bentornata. E adesso dobbiamo stare Grazie. attenti ai cani sciolti pure noi? Sì, intanto grazie dell'invito, un saluto a tutti, è un piacere per me ritornare, da voi e grazie quindi per l'invito. Sì, in realtà, mhmm, il problema del terrorismo di matrice islamista negli anni si è evoluto, no, siamo stati abituati insomma in malo modo, alle grandi azioni tipo Bataclan, no? Sì. 11 settembre, Bataclan, attacchi imponenti condotti da tante persone, attacchi multipli, insomma adesso, quelle realtà che hanno compiuto questi attacchi, stanno adottando altre strategie. Non sono svanite, ISIS, Al-Qaeda non sono scomparsi. Il fatto che siano meno pressanti da un punto di vista della comunicazione, mettiamola così, non vuol dire che siano scomparse. Esistono ancora con dinamiche e, anche forme di comunicazione diversa. Oggi, preferiscono in qualche modo affidarsi a cani sciolti, a lupi solitari che colpiscono, in autonomia, a volte anche autoradicalizzandosi nella solitudine, delle loro case, nel loro computer, in un'attività che ha ben poco di relazionale, quindi l'indottrinamento, quello diciamo la radicalizzazione, quello che avveniva in determinati contesti con il contatto personale esiste ancora, ma oggi il web sostituisce gran parte di queste attività e quindi si rischia in alcuni casi di non riuscire a tracciare chi sono questi personaggi. Se si espongono sul web per qualche motivo, allora è chiaro che, le forze di intelligence, le forze dell'ordine che monitorano continuamente questo tipo di realtà riescono a intercettarli, diversamente diventa difficile, soprattutto se non hanno una storia, criminale, terroristica dietro, no? Sì. Se non hanno segnalazioni e questo complica moltissimo il lavoro, dell'intelligence, delle forze dell'antiterrorismo, insomma, complica tantissimo e in egual misura amplifica il pericolo. Non che prima fosse facile, però è chiaro che, un gruppo, un comando, può lasciare traccia e lascia traccia. Chi, si autoradicalizza non lascia traccia, chi, si radicalizza nel web sì, può lasciare traccia, ma può sfuggire e ugualmente grazie, insomma, alle risorse di internet che sono ovviamente tante, che ti consentono anche di navigare in alcuni contesti. Non vado a elencare quali sono i metodi, così insomma evitiamo di fornire suggerimenti a qualcuno. Internet ti consente di navigare in anonimo, ti consente di, nascondere la tua identità e quindi è più facile, soprattutto per le giovani leve, riuscire a nascondersi. E quindi, abbiamo fatto un passo diverso, abbiamo un approccio diverso al terrorismo e effettivamente poi se si osservano le recenti operazioni dell'antiterrorismo, ti accorgi che molti di questi delle persone che vengono arrestate o comunque indagate provengono dal web, e questo vuol dire qualcosa, no? Sì, certo. E questo tra l'altro mi lascia molto riflettere su due cose, soprattutto che io evidenzio nel tuo molto interessante articolo, che peraltro mi hanno abbastanza inquietato. La prima, tu dici nell'era del lupo solitario il famoso lodo Moro di cui si è sempre parlato, cioè questo accordo, diciamo così, di chiudere un occhio nei confronti delle attività palestinesi, il lodo Moro potrebbe non bastare. La seconda cosa che tu dici: guardate che non c'è un legame automatico tra il fatto e vabbè, ma noi accogliamo, curiamo ragazzini palestinesi in Italia e così via, e quindi non ci toccano.
Cioè, ci può essere sempre questa possibilità, o mi sbaglio? Ma è chiaro perché intanto rispetto all'Odomoro diciamo, tutti ne parlano e nessuno l'ha visto, però insomma diciamo che è verosimile che esista, mettiamola così. E quello era un accordo che presupponeva, ehm, un accordo appunto con, un'organizzazione, con un'entità, con qualcuno che riusciva in qualche modo ad avere a gestire le fila di un gruppo terroristico, qualunque esso fosse. Ehm, con la frammentazione che abbiamo descritto prima, tutto questo non è più possibile. Quindi, si possono fare accordi con un gruppo che ha un capo, che ha una gerarchia, che quindi, identificabile da questo punto di vista e che può avere la possibilità di gestire i suoi accoliti, chiamiamola così, ma non puoi fare lo stesso con lupi solitari, con persone che si autodeterminano in questo senso. Lì, questo tipo di accordo, potrebbe non essere efficace, potrebbe non essere utile, ammesso che, questo tipo di accordo, come diciamo è ritenuto da molti sia esistito e continui a esistere per certi aspetti, però questa volta ci troviamo di fronte ad un nemico che è impalpabile, a un nemico che può nascondersi ovunque. Questo non per suscitare panico, però per essere consapevoli del fatto che, il rischio è diventato, così abbastanza complicato da gestire e questo complica ovviamente anche il lavoro di chi si occupa di queste tematiche. Ehm, per quello che riguarda invece i palestinesi che abbiamo accolto, se da un punto di vista umanitario siamo tutti d'accordo, okay, Sì. e per carità di Dio, soprattutto nei confronti dei bambini, non credo che ci possa essere qualcuno che ha un'idea diversa. E il problema non è questo, il problema è che anche i numeri cominciano a diventare importanti e poi è il dopo. Sono persone che arrivano in condizioni fisiche e anche mentali particolari, con un odio interiore, anche un'ideologia per certi aspetti che potrebbe un giorno trasformarsi in altro, magari manipolata da terzi che hanno interessi altri rispetto alla loro presenza. Quindi, forse sarebbe il caso di essere un po' più cauti, dopodiché il profilo umanitario, ripeto, non credo che ci sia qualcuno che può dire, qualcosa in contrario, però ecco, forse un po' più di cautela. I numeri ci sono e quindi comincia a diventare poi dopo queste persone che cosa faranno? La grande domanda è questa: siamo sicuri che si integreranno in un tessuto sociale che è quello italiano e che quindi abbandoneranno in qualche modo la loro, appartenenza non fisica ma ideologica a un'ideologia appunto che odia Israele, che odia gli ebrei, che vuole la distruzione degli ebrei. Queste persone dove si collocano? Sì, è vero, arrivano con un filtraggio, un monitoraggio, è vero tutto, ma la mente umana è cosa misteriosa, quindi a un certo punto, dovremmo forse, usare un po' più di prudenza in questo caso, ecco. Ecco, oltre a filtrare tutto questo, forse sarebbe anche il caso evidentemente di filtrare bene i confini. Forse il tempo di porte aperte, accogliamo tutti è finito. Quello doveva finire già da un po' in realtà, per Eh, come la vedo io. Il siamo in problema è 2. che il problema è che, è complicato farlo, certamente è complicato farlo, però, diciamo che abbiamo ereditato questo governo ha ereditato, ma io non parlo in questi termini perché voglio necessariamente salvare questo governo, non ho nessun interesse a farlo, ma lo dico come un dato di cronaca, un dato oggettivo, no, abbiamo ereditato una situazione estremamente complessa sulla quale, ehm,
lavorare è complicatissimo. Dopodiché le regole comunitarie non ci aiutano, forse adesso qualcosa si è sbloccato con la questione dei confini, così come è stata accettata dall'Unione Europea rispetto alla proposta che aveva fatto l'Italia, però da qui a riuscire a controllare un flusso così importante, gestito a livelli molto alti e gestito anche con delle dinamiche molto complesse. Un po' di tempo fa con un collega abbiamo fatto questa inchiesta sempre per Il Tempo su come avvengono questi viaggi. Bene, i trafficanti di esseri umani hanno ideato un sistema di comunicazione sui social che raggira anche l'algoritmo di Facebook, per cui invece che usare delle parole, questo lo hanno scoperto degli studiosi, tra l'altro se non sbaglio dell'Università dell'Aquila, ed è stato presentato al Centro Altri Studi, credo un paio di mesi fa, ehm, riescono a raggirare il sistema, l'algoritmo di Facebook, quindi non usano le parole, ma usano le emoticon, e mettendo insieme 2, 3, 4 emoticon riescono a comunicare nei loro post per dire il viaggio dalla Libia all'Italia partirà in questa data, oppure scrivi qui se vuoi prenotarti per il viaggio in Italia, usando delle emoticon. Quindi si è perché hanno capito che l'algoritmo di Facebook, per esempio, così come di altri social, intercetta determinate parole e quindi potrebbe chiudere, bannare quei profili. Allora usano le emoticon e ad ogni emoticon corrisponde, messe insieme, il senso dell'emoticon messe insieme, cioè 2, 3, 4 emoticon costruiscono una vera e propria frase, per cui riescono a pubblicare dei post dove pubblicizzano i viaggi, danno informazioni, e riescono quindi, questa scoperta è incredibile, questa penso che sarà utilissima alle intelligence in generale e a chi fa questo lavoro di monitoraggio. Però ecco, vedi anche in questo caso come si è raffinata il traffico degli esseri umani, al punto tale da organizzare viaggi anche su mezzi di lusso che non hanno la possibilità di essere intercettati mentre sono in mare. Sono tante, non è soltanto, non dobbiamo pensare che avviene soltanto con il classico barcone che rischia di affondare, precario, che ha tutto un sistema. Quella è una parte, poi però c'è un'altra parte che ovviamente è molto più con dei costi. Una vera agenzia di viaggi, è un tour operator vero e proprio, quindi si sono raffinati tantissimo, e intercettare tutto questo è complicatissimo, e molto spesso i paesi di origine non hanno tutto questo interesse a bloccare questi sistemi, perché poi effettivamente abbiamo a che fare nella maggior parte dei casi con paesi ad alto tasso di corruzione, con regole e governi discutibili, con problemi interni molto importanti, quindi non è che sono tutti interessati, anzi la maggior parte non lo sono, a gestire questo tipo di problema, quindi impedire che ci siano queste partenze, quindi e altri invece usano la migrazione come un'arma di ricatto nei confronti dell'Europa e dell'Occidente in generale. Quindi è complicatissimo bloccare queste cose. Perché? Perché è una dinamica che va avanti da decenni, e nessuno ha mai voluto, colpevolmente o incolpevolmente, riuscire a mettere un freno, soprattutto quella parte politica che è sempre, come dire, visto nell'accoglienza tout court, senza mezzi termini, così, un mantra della propria ideologia. Quindi è chiaro che diventa complicatissimo anche scardinare determinate dinamiche, anche gestire tutto l'indotto che l'immigrazione costruisce, che ha costruito in decenni. E quindi certo, questo non vuol dire che bisogna rassegnarsi, questo sicuramente no, però è complicato. Insomma, ci vorrebbe una presa di coscienza prima che della politica dei cittadini, delle persone,
perché spesso inconsapevolmente anche le persone che pensano di fare del bene, per carità nei loro intendimenti c'è questo, però poi quella formula potrebbe non essere esattamente quella che aiuta, diciamo, a evitare certe tratte, no, Certo. di esseri umani, perché questa è la nuova schiavitù poi. Francesca, senti, Trump vuole includere i Fratelli Musulmani nell'elenco delle organizzazioni terroristiche. Noi che stiamo aspettando? Perché qua in Italia ci sono organizzazioni islamiche che simpatizzano con queste realtà, lo diciamo apertamente. Che non lo so che cosa stiamo aspettando. Mi piacerebbe saperlo, non lo so, ma sai, allora il problema dell'Italia fondamentalmente è che da decenni c'è una sorta di filoarabismo Mh. che nella sua veste, diciamo, buona non avrebbe nessun problema, non ha nessun problema, però poi c'è una sorta di filoarabismo che attraversa anche certe istituzioni, alcune frange delle istituzioni, alcune, istituzioni, ad ampio spettro. E c'è questo filoarabismo che è anche nel trasversale non trasversale, cioè che traspare anche da alcuni, partiti politici. Ecco, questo in realtà, crea già un blocco. E poi c'è, forse anche il famoso lodo Mauro per cui, ehm, noi non agiamo in modo pesante e voi, ci garantite una impunibilità e una tranquillità sul territorio, perché poi, non è qui non è non si tratta di essere complottisti, significa osservare i fatti e provare a capire quanto questi fatti possono essere, iscritti in una determinata dinamica e purtroppo, osservandoli, i pezzi combaciano come in un puzzle, no, fermo restando che siamo tutti felici e tutti, contenti del fatto che il grande lavoro, delle forze dell'ordine e dell'intelligence ha impedito in tutti questi anni che in Italia si verificassero terribili attentati come quelli che sono accaduti in molti paesi Sì. europei, e di questo saremo sempre grati al lavoro delle forze dell'ordine. Poi, c'è l'imponderabile e l'imponderabile, è per definizione tale e quindi, se certe cose non avvengono, mhmm grandi applausi e grande riconoscenza ripeto, per chi lavora in questo settore, ma poi uno si fa qualche domanda, no, Certo. cioè siamo giornalisti e ci facciamo le domande, poi non Ci sempre troviamo pagano le per risposte, questo, però certo. non sempre troviamo le risposte, però comunque le facciamo. Ha voglia. Senti, per concludere Francesca, naturalmente tu non hai la palla di cristallo e fai appunto la giornalista, ma secondo te nel 2026 quali sono su che cosa ci dovremmo concentrare soprattutto? Beh, sicuramente sulla sicurezza delle frontiere, perché, la sicurezza delle frontiere implicano cioè non è soltanto l'immigrazione, che arriva con le modalità che abbiamo descritto fino ad ora, ma la sicurezza delle frontiere è anche una sicurezza che ha a che vedere con i profili, della cybersicurezza, con i profili, del terrorismo. E quello secondo me è un problema che, deve essere affrontato in modo strutturale e in modo più compiuto perché altrimenti, non cioè nel nostro paese passano troppe persone, troppe cose. Abbiamo sempre detto che comunque l'Italia è un paese di transito per N, attività, però poi insomma, questo transito, a un certo punto potrebbe iniziare a diventare, un po' pericoloso anche per noi stessi, quindi forse, ecco, il controllo delle frontiere a 360 gradi potrebbe essere una buona cosa da fare, ecco. E non ho altro da aggiungere. Francesca, grazie e buon Natale. Ma grazie a voi, buon Natale, grazie tante.
Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Deep down in Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods among the evergreens, there stood a log cabin made of earth and wood, where lived a country boy named Johnny B. Good, who never ever learned to read or write so well, but he could play a guitar just like a ringing a bell. Go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, go. Johnny B. Good. He used to carry his guitar in a gunny sack, go sit beneath the tree by the railroad track, foliage and everything sitting in the shade, strumming with the rhythm that the drivers made. The people passing by, they would stop and say, oh my, but that little country boy could play. Go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Johnny be good. His mother told him someday you will be a man, and you will be the leader of a big old band. Many people coming from miles around to hear you play your music when the sun go down. Maybe someday your name will be in lights saying, Johnny be good tonight. Go, 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 Johnny, go. 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 Go. Johnny be good. A te la linea, Antonino. Grazie Natalia, oh yes, questo era Chuck Berry, Johnny B. Good, 1958. Siamo le 19:13 minuti e 46 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questo chilometro Zoom. E adesso arriva lui, implacabile come sempre, Pierluigi Magnaschi con Diritto e Rovescio. Vai pure Natalia. 70 anni fa entrò in vigore l'accordo De Gasperi-Adenauer per l'immigrazione di lavoratori italiani in Germania. Fu sottoscritto da due premier che parlavano entrambi perfettamente il tedesco, anche perché De Gasperi era nato a Trento, allora sotto il dominio dell'Austria. La Germania a quel tempo doveva essere ricostruita e mancava di manodopera. L'Italia invece aveva una disoccupazione imponente. Il primo lotto di italiani fu di 100.000 persone. Avevano un contratto termine, molti però rimasero in Germania per sempre. Oggi sono 758.000, dei quali 22.000 a Berlino. L'ambasciata italiana in Germania ha fatto bene a ricordare questa importante ricorrenza. L'immigrazione di allora fu ampia ma non disordinata come quelle di oggi. Gli operai italiani dovevano fare la visita medica a Verona prima di partire per la Germania con un contratto di lavoro in mano. Li chiamavano dispregiativamente spaghetti Fresser, cioè mangiatori di spaghetti. Oggi però gli spaghetti sono diventati paradossalmente il piatto preferito dai tedeschi.
Gliel'abbiamo insegnato sì come si mangia per bene ai crucchi, e non solo quello. Va bene, allora bella gente, sono le 19:15 minuti e 38 secondi, io vi lascio a questa conversazione con l'immenso Ale Musella, parliamo di arte stasera da Dubai, da Dubai con la sua collaboratrice Anna, e niente, poi ci saluteremo con Lucio Battisti, arrivederci a questa sera del 1980. Se avete voglia, domani alle 9:40 circa avremo con noi Giovanna Scaglione e Alex Cereda al garage dell'Alfista. Vi ricordo che alle 8 c'è il grandissimo Pier Vittorio Scimia, padre di Liliana, con la rassegna stampa, e poi a seguire liberamente di Giovanni Sallusti, il nostro direttore responsabile. Altrimenti la puntata numero 1104 di Zoom andrà in onda lunedì alle ore 18:05 trattabili. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. E allora, questo venerdì, come vedete, abbiamo una gradita ospite qui nello spazio del nostro Ale Musella. Ale, chi è la gentile fanciulla con te? La mia responsabile comunicazione e anche, come si chiama? Digital manager. Digital manager, sì. Infatti abbiamo appena finito un podcast e diversi interventi che poi vedrete prossimamente, perché stiamo aprendo questo canale YouTube dove, essendo qua negli Emirati, la comunicazione è molto legata ai social, per cui bisogna essere estremamente professionali. Siccome lei mi dice che sono un casereccio, lei invece è una iena. Bene, quindi ringraziamo la nostra Anna e la sua cortesia. Ma allora raccontateceli un po' sti podcast, tanto per cominciare. Tanto vabbè, faccio un piccolo inciso sulla comunicazione, nel senso che tu sai che la settimana scorsa sono andato in Qatar. Sì. E la comunicazione in Qatar, qui anche di quell'edizione di Kiev, dove tra l'altro sono anche riconosciuto un attestato per ospite d'onore, che a me ha fatto molto piacere, proprio perché se tu guardavi la comunicazione sembrava tutto perfetto. Poi quando arrivi lì mi sembrava di essere tornato indietro di 50 anni in Italia, per cui quando questo per allacciare il discorso della comunicazione, sono ottimi nel comunicare, però poi dopo nel momento in cui vai e tocchi con mano c'è poche difficoltà. Per cui Dubai è un mondo. Vai, Antonio, dicevi? No, dico che tipo di difficoltà hai incontrato, e poi stavi dicendo il Dubai è un mondo? È un mondo dove, ma lo fa molto bene perché lo frequento da tanto tempo, dove l'immagine è fondamentale. Il problema è devi matchare l'apparenza con la sostanza. Fortunatamente pare che noi di sostanza ne abbiamo, però mi serve anche l'apparenza, per cui... Esattamente. Allora spiega, Anna, perché abbiamo deciso di fare questo podcast, che come si chiamerà, perché tanto poi vabbè, dopo magari vi faremo vedere, perché quando trasformi un appartamento in uno studio veloce. Allora, l'idea del podcast nasce dal fatto di poter unire l'arte, che è un universo infinito, alle persone, ovvero educare all'arte per me che non sono parte dell'arte significa capire, non sacentemente educare, ma insegnare alle persone ad apprezzare un'opera, che la comprino o meno. Quindi l'idea di un podcast nasce non solo per parlare esclusivamente d'arte, perché diventerebbe un focus e a lungo andare noioso, ma poter intervistare, avere questa chiacchiera, no? Perché il podcast fondamentalmente è una chiacchiera con le persone che vivono qua a Dubai, quindi come si approcciano al mondo dell'arte, qual è la loro idea, cosa le porta a Dubai. Principalmente sono italiani, possiamo dire artisti italiani, ragazzi che vivono qui, che lavorano nell'hospitality, quindi unire quello che è l'arte alla vita di Dubai, cercare di fare questa community dove le persone apprezzano l'arte e non hanno quell'ansia di dover comprare per forza. Ecco, questa è l'idea per cui nasce questo podcast, che si chiamerà Beyond the Frame, cioè dietro la cornice, un po' come Pirandello, no? Uno ne sono 100.000. Esattamente. E la scelta di non prendere soltanto artisti, perché poi comunque è vero, ci sono anche artisti stranieri, abbiamo scelto di sottotitolare sempre tutto, perché spesso e volentieri quando una persona si approccia al podcast magari lo legge, o comunque la traduzione sotto è sempre importante, per cui parleremo quando è possibile in italiano, ovviamente se sono stranieri invece in inglese,
proprio per renderlo più fluido. È un po' una sorta di factory di Andy Warhol, nel senso che ci saranno persone che sono preposte all'arte, per cui curatori, critici, galleristi, artisti, e invece persone che magari sono dell'hospitality, per cui sono direttori di locali di un certo livello, di un certo tipo, che si avvicinano all'arte o comunque ci raccontano come viene vissuta l'arte in certi ambienti. Okay? Alcune volte pensi all'arte, no? Perché magari c'è uno che spende 5 milioni per una Bugatti e poi fa fatica a capire perché deve spendere $10.000 per una scultura. Quindi, siccome il mondo dell'hospitality a Dubai è molto fatto di persone che guardano il lusso e non percepiscono ancora l'arte come oggetto che potrebbe diventare invece il lusso dell'anima, per cui molto più importante di un semplice orologio, per cui anche in questo caso comunque le ultime 2 domande del podcast saranno legate al mondo dell'arte. Un po' come Interview, la famosa rivista che creò Andy Warhol, dove lui era il direttore e partiva appunto l'intervista con una persona, un personaggio molto importante, con la famosa frase cosa mangia a colazione. Cioè, per cui cerchiamo di avvicinare le persone in maniera blanda, molto pacata, molto fruibile al mondo dell'arte. Ecco appunto, voi che mangiate a colazione? Ma allora io posso rispondere a questa domanda. Solitamente lo yogurt e un uovo sodo perché sono a dieta, però se potessi e non fossi a dieta mangerei sicuramente la brioche e il cappuccio, proprio da buona italiana, quindi. Ma chi ti Io ci ha invece portato fino a Dubai, scusami? Cosa mi ha portato a Dubai? Il Eh. lavoro. Il lavoro. Io mi occupo di comunicazione da quando ho 24 anni, quindi da quando ho finito la laurea, e dopo tanti anni in Italia come manager ho deciso di aprire la società qua a Dubai e di occuparmi di comunicazione nel posto dove la comunicazione è tutto. Quindi qua, a differenza dell'Italia, i social, il podcast, la radio sono molto seguiti e sono molto, come posso dirti, non sono seguiti ma proprio quotati, cioè le persone ascoltano, vedono, sono curiose, a differenza dell'Italia dove si fa un po' fatica, no? C'è ancora un po' quella vecchia generazione del ah ma vabbè tanto non è importante, invece qua hanno capito l'importanza del marketing ed è una cosa che a me piace molto, ovviamente anche non neghiamo il lato economico perché ti dà un grow up, quindi la possibilità di poter crescere, di poter investire ovviamente in altro. Ale, tu invece? Vabbè, tu ormai lo sai perché mi segui. No, cosa fai colazione? Anche a te la domanda warholiana. Allora, io mi sono dato delle regole, e cioè mi alzo sempre alle 7 della mattina, anche se ho fatto tardi, capita poche volte che faccio tardi, per cui fortunatamente nei building qua c'è la piscina e la palestra che sono integrati, per cui non devi fare viaggi pindarici per riuscire ad andare, per cui un po' di palestra, un po' di piscina, poi il caffè me lo faccio da solo con la moka, e poi qualche biscottino. O se no le uova, perché comunque le uova mi piacciono, quella frittata, con l'unico problema che dopo devo profumare tutta la casa perché sennò se me ne trae da via. Ma i primi podcast che state realizzando, chi saranno i primi ospiti? Di che cosa parlerete? Lei ha avuto il primo scontro in maniera positiva con Lorenzo Marini, per cui perché è stato sposto qua, o meglio che abbiamo inaugurato qua, per cui tanto il podcast ci sarà anche tanto backstage, però non può durare più di 3 minuti, mi ha insegnato lei. Esatto. Ci saranno tanti rimandi sui social, Lorenzo ha tanto da dire. Ti ricordi che abbiamo fatto quell'intervento? Sì. Per cui, e la cosa piacevole è che alla fine ne avremo 5. Perché abbiamo fatto tanto materiale e sono personaggi uno diverso dall'altro, sia come strutturati a livello creativo, perché l'altro è serie quello del Blue Dog, poi oggi abbiamo avuto invece Joe Bressana, inaspettato perché è venuto per fare un chiacchierata, invece avevamo già tutto pronto e vi renderete che sarà molto interessante perché anche lui ha una capacità caravaggesca, per cui è un pittore incredibile che però riesce a mettere anche la sua creatività al servizio della sua tecnica, per cui molto interessante. E poi invece andremo nel lifestyle, sempre poi legato alla fine col mondo dell'arte, con 2 responsabili di 2 locali molto importanti qua a Dubai, che sono Adalino, scusate, e The Birds, per cui il lusso pieno, sono 2 giovani ragazzi,
che però hanno tanto da raccontarci perché hanno un'esperienza incredibile a livello internazionale e ci racconteranno come viene vissuta dai loro clienti il concetto di arte. Insomma, E diciamo che negli Emirati c'è proprio bisogno di educare, di formare il cliente. I soldi ci sono, ma bisogna formare il cliente. Allora, più che educare, io direi accompagnare, perché spesso e volentieri in tutto il mondo, no? L'arte, mi insegna Alessio che è l'esperto, l'arte va prima di tutto spiegata, poi quando l'arte ti piace, no? Qui negli Emirati sicuramente c'è la possibilità economica, quindi di poter investire nell'arte, va accompagnato il cliente e gli va spiegato, se vogliamo usare educato come termine, va educato a comprendere qual è il vantaggio, no? Perché ovviamente gli Emirati sono, come sappiamo tutti, un hub economico, quindi l'emiro che investe vuole sapere che vantaggio economico ha in un pezzo d'arte, perché spesso e volentieri si vede l'investimento solo nel lusso, nell'orologio, quando invece l'arte ha un potenziale che è incredibile. E comunque nell'ostentare, perché inevitabilmente l'orologio o la macchina lo possono vedere tutti. Il pezzo d'arte invece è molto più intimo, perché comunque si presuppone che sia in casa tua e per cui chi lo possa vedere è per qualcuno che abbia un rapporto diverso da te rispetto a uno che con la Lamborghini. Per cui è un concetto più intimo. Quando io parlo di lusso dell'anima, devi avere il piacere di capire che cos'è, per cui non deve essere una vendita emozionale, anche quelle ci sono e fanno bene al portafoglio, però di solito quello che io cerco di spiegare, e quando queste vendite avvengono io sono molto soddisfatto, perché diventa parte integrante del bagaglio culturale della persona che compra, capito? Per cui per me questo è la massima soddisfazione, più di quella del... Ma a questo punto però immagino che una categoria che potrebbe andare forte nel settore sono le sculture, però da esporre all'esterno, per esempio a mettere nei giardini di una villa, sopra i palazzi e così via. Il concetto di scultura, allora la scultura viene comunque recuperata sempre come un pezzo d'arte, no? Perché di solito, a parte gli artisti, che sono magari più piccoli, per cui sono più simpatici, la scultura vera e propria è quella un pochino più importante. Bisogna avere l'ambiente giusto per riuscire a collocarlo, ok? Per cui poi qui il figurativo ha ancora qualche problema, per cui entriamo nel mondo dell'astratto. Adesso stanno iniziando a capire che le opere d'arte possono essere esposte anche esternamente, perché ci sono degli spazi predisposti, come qua in Financial Center, molto belli, che vengono dedicati saltuariamente all'esposizione delle opere, per cui se ne può godere, ok, anche il fruitore, e invece paradossalmente nella parte più intima e per cui nella parte più privata stiamo arrivando piano piano, nel senso che Dubai l'80% è locali, per cui persone che sono educate all'estero, per cui in Europa, negli Stati Uniti, in Russia, ok? Per cui il concetto di arte magari è un po' più loro. Allora lì riusciamo a inserire un pezzo d'arte in una certa maniera, la scultura. Però la scultura è molto, devi avere lo spazio giusto e la devi capire. Per cui è molto più facile magari che uno si avvicini a un quadro, perché comunque è più fruibile ed è anche più piattabile in giro, ok? La scultura devi proprio piacerti, soprattutto quella scultura astratta, perché oggi la scultura che riproduce perfettamente un volto cade nel banale. E poi ti ripeto, c'è un problema di figurativo. Sì, c'è un problema religioso lì. Un Valente Cancogni, ha questo doppio vantaggio, anzi uno svantaggio che uno immediatamente quando la vede deve sforzarsi di capire cosa ci deve vedere, ma quando si sforza diventa la scultura per ognuno, per cui ognuno può dare un significato differente. Anche questo si chiama educare, non in maniera saccente, ma aiutare le persone a vedere qualcosa dove le altre persone non. E quindi questo immagino, lo dico a entrambi, è questo, diciamo, il primo passo per creare l'intimità con l'opera d'arte, visto appunto che l'opera d'arte in una società nella quale il concetto è sto sotto le vetrine in maniera sparaflasciante dalla mattina alla sera, la fruizione privata, non dico la sindrome di Stendhal, però la fruizione privata dell'opera d'arte è un concetto che deve essere proprio creato. Come nasce questa intimità? Allora, il portare all'interno di una home gallery già ti aiuta a creare un'intimità. Sì, perché comunque fa casa, fa famiglia. Esatto, ma anche oggi che stavamo girando i podcast sono arrivati appunto
l'artista, la sua manager, anzi la sua curatrice e il suo manager, dovevano stare qua 10 minuti e invece alla fine abbiamo fatto un podcast e anche quello si è creato intimità, ma perché? Perché rispetto a un appuntamento che tu ti aspetti di fare veloce e poi andare, trovi chi ti ascolta, chi ti capisce, chi parla la stessa lingua, e non sto parlando italiano, sto parlando proprio dello stesso concetto. Allora questa è una sintonia che puoi trovare qua, che puoi trovare, per questo Star Gallery, senza voler essere troppo pomposo, può essere veramente l'anello mancante che c'è tra chi vede l'arte come un investimento, poi per cui magari lo mette in un cavò e non gliene frega niente, o invece chi si avvicina all'arte in primis perché gli fa bene ed è contento di comprare un pezzo e passa in secondo piano a parte dell'investimento. Per cui comunque devi avere questi. Infatti, poi sono arrivati per andare via. Sì, sono rimasti qua un'oretta, in realtà abbiamo fatto una chiacchierata come se fossimo al caffè a casa, no? Cioè, nel Certo. senso, era il classico appuntamento di lavoro. Questo, secondo me, a livello psicologico mette molto più agio le persone, quindi non si sentono in dovere di comprare, non si sentono giudicate, pertanto sono più libere di esprimersi, no? E questo aiuta, soprattutto nel mondo dell'arte, aiuta perché io posso venire qua una volta e dire però questo quadro mi piace, non me lo spiega, non sento il dovere di comprarlo. Nel lungo andare, quando qualcuno mi accompagna, mi aiuta a capire l'arte, magari divento una cliente che porta altri clienti. Quindi è proprio tutto un giro. Prima bisognerebbe, come sta facendo adesso, quindi capire, educare, spiegare l'arte, poi vendere, cosa che invece io da questo posso dirlo da neofita e sicuramente da non esperta, in una galleria d'arte faccio fatica, no? Perché mi sento quasi in dovere. E poi a disagio. Io sì, perché, ma questo è, ripeto, una mia opinione, io mi sento a disagio, vado a vedere, quindi c'è sempre qualcuno che mi chiede cosa le posso essere utile, magari no, nel senso preferisco magari godermi l'opera, pensarci, perché voglio dire, magari non è una cifra così cioè, piccola o così grande, dipende dalle disponibilità di ognuno, però in una casa mi sento più tranquilla, perché magari vengo qui, mi bevo un bicchiere di vino, un caffè, faccio una chiacchiera con Alessio, ho imparato una cosa nuova, torno a casa e ci penso. Diventa più intimo, ripeto, è il più grande lusso ad oggi, nei tempi odierni, io lavoro nel marketing, è davvero l'intimità. Come ha detto Alessio prima, ha detto una roba molto carina, cioè la Ferrari e l'orologio lo possono vedere tutti, l'opera d'arte rimane intima, no? Esatto. Ed è il vero lusso è questo, cioè quello che gli altri non possono vedere, lo show off è di chiunque, cioè bisogna riservarsi questa più piccola intimità che ci rimane, ecco. Quello show off, peraltro, è essenzialmente cafone, proprio tipico dell'arricchito, quindi il lusso è essere, cioè il punto è questo, se mi posso permettere. La ricchezza è prima di tutto uno status mentale. L'arricchito ragiona io te la devo fare vedere perché io ce l'ho fatta, crepa d'invidia. Invece il ricco usa le cose come cose, ma non si fa usare dalle cose come cosa. Cioè, se lui ha un bel quadro, una bella opera d'arte, lui se la gode, punto. Non gliene frega niente che è costata 1.000 euro o 1.000.000 di euro. Questo è il lusso. Il vero lusso. Ti racconto questo aneddoto, forse l'avevo già raccontato. Quando lavoravo in Arabia Saudita, ovviamente parliamo di 30 anni fa, certi opere d'arte non erano accettabili, ok? Figurativo, nudo. Avevo invece un cliente che faceva parte della famiglia reale, che era un amante, aveva studiato in Europa, di alcune opere, per cui lui aveva un caveau, ma non era un caveau dove nascondeva, praticamente aveva un interrato di 2000 metri quadrati dove metteva opere e sculture che lui collezionava, che ufficialmente anche per il suo rango non poteva acquistare o non poteva esporre, e per lui il vero lusso era stare giù da solo, invitare solo le persone che avrebbero compreso questo tipo di discorso e goderne a pieno. Eppure stiamo parlando della famiglia reale saudita, per cui controsenso, cioè controtempo e contro tutto quello che era il discorso proprio del cliché, lui aveva questi 2000 metri quadrati dove tu non hai idea di cosa ci fosse. Ed è da lì che io mi sono avvicinato al mondo dell'arte, io nasco come interior, perché lui ha iniziato a chiedermi di trovare dei pezzi speciali in Europa e negli Stati Uniti. E questo è molto affascinante, aggiungerei. Ecco, a maggior ragione, questa settimana, lo sapete, l'UNESCO ha dichiarato la cucina italiana patrimonio mondiale dell'umanità. Prima domanda, questo può servire come moltiplicatore per l'arte? Seconda domanda, quanto tira l'arte italiana a Dubai?
Allora, io parlo per l'arte, lei invece parla per la cucina, perché comunque qua adesso hanno appena aperto anche un ristorante che si chiama Gloria Trattoria a Milano, si mangia benissimo, qua veramente il cibo. L'arte italiana, l'Italia è piccola, per cui nel sistema arte internazionale ci sono alcuni nomi italiani che funzionano, però ricordiamoci che le file vengono spesso tirate dagli Stati Uniti, adesso un po' dalla Cina, per cui sono un pochino più autoctoni sotto questo punto di vista. Certo, noi abbiamo una cultura alle spalle di un certo tipo, però torniamo al discorso, la nostra cultura deve essere ascoltata, perché altrimenti se ti limiti ad avere un pop artist che fa Topolino e senza avere niente dietro da raccontare, allora con Topolino degli Stati Uniti, cioè diventi uguale a tutti gli altri. Per cui noi abbiamo un plus in più quando hanno voglia di ascoltare. Immagino. Allora, per il cibo posso tranquillamente dire che sicuramente su questo siamo un po' proud, no? Come dico io, di essere italiani, perché la cucina italiana in tutto il mondo è imbattibile. Non ce n'è. Esattamente, però io posso dirti che io ho mangiato meglio a Dubai che in Italia, questa cosa te la dico perché qua gli chef sono italiani, quindi la cucina a Dubai italiana è una delle migliori e delle più quotate, ovviamente. Ci sono tantissimi italiani che lavorano nell'hospitality e si sente, cioè lo palpi con mano lo spirito italiano, quindi devo dire che però l'italianità all'estero, soprattutto almeno a Dubai, è apprezzata molto, cioè essere italiani, avere una cultura, come ha detto Alessio, italiana ha una marcia in più, cioè ci dà proprio una marcia in più perché le scuole italiane hanno un certo peso, il nostro modo di vivere, il lifestyle, l'eleganza nel vestire, il lusso percepito all'italiana, quindi l'old style, insomma la persona vestita bene, si vede, infatti spesso ti dicono voi italiani vi vestite eleganti, no? Perché per loro invece per noi camicia magari è il jeans o il pantalone è una cosa normale. Qua invece è visto come elegante, quindi fa piacere che sia apprezzata, ecco, questo sicuramente. Ecco, qui noi siamo i re del dettaglio, perché quello che fa la differenza, tu puoi avere un pataccone da 400.000 euro al polso, però puoi essere vestito come uno zittaro, cioè nel senso non è per quanto spendi, ma è come spendi e come lo indossi, ok? Per cui cioè fatemi capire, io con questa cravatta di maglia faccio la differenza a Dubai. Certo, ma anche col tuo baglioncino, perché comunque è ricercato e capisci, non è che sei vestito come Cicciobello o Drin, capito? Per cui c'è una ricercatezza. Anche il concetto della cravatta, che è tipicamente italiano, è già un dettaglio che fa la differenza qua, però qua ci sono un sacco di agenti immobiliari, come anche da noi, che si vendono giacca e cravatta, poi magari hanno il pantalone corto e la scarpa inguardabile, però secondo loro, siccome hanno la giacca e la cravatta, sono preposti a poterti vendere case da 2 milioni. Il pantalone corto con la giacca e la cravatta io non gli comprerei nemmeno uno sgabuzzino. Però dipende, no? Mi spiace qua, cioè, non sono d'accordo. Se il pantalone è corto alla caviglia, col calzino di gallo, è chic. Ho capito, siamo andati a un evento dove... Ah no, vabbè, ma quelli era morto l'idraulico oppure questo. Cazzo, c'avevamo... Succede, sono cose gravi. No, lì, finché il pantalone è elegante, cucito, sai, a livello sartoriale, sì, dico, che è leggermente alla caviglia, non che ci sia questo fatto, ma questo... sta bene, è elegante, raffinato. Lì avevano il pantalone, penso, cioè non sopra la caviglia, sembravo io col tacco, cioè volevo dirgli, abbiamo cambiato i ruoli probabilmente. E poi invece sul discorso hospitality siamo molto forti, perché comunque la cultura e la capacità, tanto è vero che quelli che intervistiamo sono italiani, che sono giovanissimi, che hanno 31 anni e 27 anni, e hanno in mano due dei locali più importanti di salute, due dei locali più importanti di Dubai, a quell'età lì, capito? E hanno girato il mondo e comunque si nota la differenza. Sì, è il modo di approcciarsi è proprio italiano, molto galante, sai, noi siamo brillanti come persone, l'Italia è un paese di persone brillanti, sì. Questo è innegabile. E ti fanno sentire a casa tua, io quando mi sento a casa mia, perché se devo sentirmi un numero, che cacchio me ne frega. Invece, per esempio, anche se mi odieranno, i francesi hanno un atteggiamento molto più commerciale, spendi, sei benvenuto. Se invece il tavolo a fianco spende di più, scusa, non ti puoi alzare, che non esiste. Capito? Io in quei posti lì, io vado anche solo per bermi una birra in orario in cui non c'è tanta gente per far 4 chiacchiere col direttore. Ok? E questo lo faccio con un italiano. Se lo faccio con un francese mi guarda e dice, spendi 1.000 euro con una bottiglia, se no manco ti guardo. Vabbè, ma quelli sono convinti che il sole ruota attorno alla Francia, quindi non li prendiamo nemmeno al libro, figurati. Sotto in macchina. Ma no, non è vero, dai.
comunque accoglienti a modo loro, diciamo così. Io sono stata a Parigi, non mi sono trovata così male. Sì, ma ci sei andati in vacanza, non a lavorare. No, ma certo. Allora. Ma adesso che cosa state preparando oltre alla serie dei podcast? Perché naturalmente comunicazione vuol dire anche delle campagne. Cioè mi incuriosisce molto questa cosa. A Dubai, per esempio, ora dico una cosa che è una banalità, ma in Italia se io sto camminando con la macchina mi trovo davanti l'autobus urbano e dietro c'è sempre la pubblicità, vieni a vedere la mostra qua, vieni a vedere la mostra là. Oppure cammino per strada a Milano, c'è una cartellonistica enorme, vieni a vedere l'esposizione nel posto Totto, la casa d'asta e tale. Qui no? Qua è tutto immobiliare. Qua vendono, cioè se tu guardi la cartellonistica è praticamente il 90% su casa. Ma sì, l'immobiliare perché è il settore che fattura di più a Dubai in realtà, però l'immobiliare è talmente, qua sono un po' egocentrici, ecco su questo devo dire che ogni palazzo, il costruttore lo vedi grosso così, c'è anche, penso Boccelli, possa vederlo, quindi qua funziona tutto su digitale, quindi tutti siamo su Instagram e tutti usiamo Instagram, c'è un evento, settano le campagne meta e l'evento va. È proprio tutto automatico. E poi qua c'è da dire una cosa, una volta che ti conoscono, quindi una volta che tu sei, passami questo termine, instagrammabile, vai bene, quindi tu sei accettato, no, da una società, poi è tutto un giro di connessioni, cioè Dubai funziona sulle conoscenze. Io vado a un evento, ti dicono invita qualche amico, invito Alessio che a sua volta inviterà un altro, ci incontriamo tutti, facciamo connessioni. Esatto, cioè i famosi link, no? Quindi io so che Alessio fa arte, però so che un cliente, cioè, e tutto gira tutto intorno a conoscenze e interessi, che è la verità. Però ti porta a un sacco di conoscenze di persone che possono sicuramente esserti utili e sicuramente farci una piacevole serata, non è sempre legato al comprare e vendere, no? Quindi Dubai è così, quindi la parte digitale è fondamentale. Però allora, è fondamentale, ma proprio per questo noi andiamo controcorrente, perché io quando ho cercato di dialogare con come si dice, delle riviste anche online, quasi non mi hanno risposto. Il cartaceo c'è, ma il glamour, ok? Infatti una delle cose che abbiamo fatto è, questo è Contemporarte, è una rivista italiana, ok? Di Irene Giuseppina Irene Groccia, è fatta molto bene, è cresciuta molto in questi anni, e io ho deciso insieme a lei di diventare direttore di cui edito Ter Large qua a Dubai, tradurla in inglese, per cui adesso se andate a vedere Contemporarte Dubai su Instagram c'è, e soprattutto siamo tornati anche al cartaceo. Ovviamente il cartaceo noi stamperemo una trentina di copie, non di più, anche perché è inutile andare a buttare la carta in giro, ma io la andrò a distribuire sulle gallerie che sono fondamentali qui, perché questo è un altro ponte tra Italia e Medio Oriente, perché qui ci saranno tanti artisti, curatori creativi italiani, e all'interno del quale metteremo anche il mondo del Medio Oriente. Per cui abbiamo cercato di creare questo ponte, anche a livello editoriale, perché non c'è. Non c'è tutto quello che è standard super lusso, ma qualcosa che parli solo di arte, e mio padre mi ha sempre detto se non c'è una strada costruiscila, e per cui si fanno punti. E allora insomma diamoli questi colpi di piccone per aprire questa strada. Sentite un po', allora la domanda finale, quella che dice Gianni Minà, è del bravo intervistatore. Io non sono così bravo, però che cosa farete domani? Allora, domani guarda, io questa settimana devo dire che vedrò più Alessio che non so chi, perché Alessio poi ha ovviamente lavoro in Italia, quindi prima delle vacanze di Natale parte, quindi io devo creare tutti i contenuti che servono per poi essere postati, quindi ci vedremo tutta settimana, quasi tutti i giorni, se non tutti i giorni, mi pare, e creeremo altri contenuti. Oggi abbiamo fatto qualche podcast, tanti reel, quindi di Instagram, dei piccoli reel di 10, 15, massimo 25 secondi, dove lui ci spiega un po' cos'è l'arte, cosa fa, delle chicche, insomma delle piccole pillole che possono iniziare a intrattenere il pubblico ed educare. Poi piano piano la strategia cambierà, ovviamente non si può dire perché sennò non vale. Esatto, però diciamo che stiamo lavorando tantissimo, sono dalle 6 alle 8 ore al giorno mediamente, sì. Questo faremo domani. Domani abbiamo 2 podcast da girare. E poi dopo domani mattina andiamo invece nell'atelier di Joe, dell'imprevisto che era qua, che invece ha fatto un podcast, che è un artista veramente a livello internazionale molto importante. E poi giovedì ci sarà il 971 Gallery, che è una galleria di Stefano Vianello,
con la quale ho piacere di collaborare, collaboravo anche con Verona Italia, per cui andremo lì e anche queste sono connessioni. Noi non vediamo nessuno come concorrente o come competitor, per noi sono tutti complementari e sono tutti collaboratori. Questo su Dubai è proprio generale, comunque posso dirti qua, se anche una persona che fa il mio stesso lavoro, che ha un'agenzia di comunicazione, io non la vedo come competitor ma come possibile collaboratore. È proprio il ragionamento di chi vive qui ed è molto bello rispetto all'Italia, quando invece c'è quella sorta, no, di piccola invidia. Tu puoi Allora, la comunicazione ha ragione lei. Per quanto riguarda invece l'arte, purtroppo qui sono ancora tutti un pochino chiusi nel loro giardinetto, capito? Per cui bisogna un po' scardinare queste cose qua, ma piano piano ci stiamo. Molto bene. Allora, io vi voglio ringraziare per il tempo e per la pazienza e che dire di più, insomma, noi ci ritroviamo venerdì prossimo, la Chroma Key mi ha tradito, sto diventando qua come Felice Caccamo, una frittura totale globale, la togliamo. E che dire di più, insomma, grazie e al piacere di risentirci venerdì prossimo. Grazie mille, grazie dell'ospitalità. Ciao. Grazie.